Noi continuiamo a dire che è il governo che sta sbagliando nell'affrontare la questione in maniera diametralmente opposta a quella necessaria. Bisogna evitare che i disperati partano dai loro paesi d'origine e affrontare la questione quando queste persone arrivano ai nostri confini è assolutamente inadeguato. Dobbiamo creare le condizioni perché il governo, anziché prendersela con i prefetti che spesso hanno le mani legate, se la prenda con se stesso, cambiando completamente l'approccio nel sistema di gestione dell'immigrazione, perché in questo modo riusciamo veramente a porre un freno a questa vera e propria invasione di cui non ne possiamo veramente più. Bisogna intervenire seriamente. Noi dobbiamo intervenire in Libia con una missione europea che consenta al governo legittimo in Libia di riprendere il controllo delle coste e dei porti, aprire in Libia i centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo, distribuire direttamente dal territorio africano in tutti i 28 paesi dell'Unione Europea questi profughi e l'Europa si deve caricare i costi dell'accoglienza di questi immigrati e per tutti gli altri, per gli immigrati clandestini, porte chiuse. Il consigliere Berlato è l'uomo più suffragato di tutti i candidati nelle ultime elezioni regionali, persona di grande consenso. Fratelli d'Italia ha per questo scelto di nominarlo portavoce regionale del movimento, perché vogliamo dare il segnale che chi viene in Fratelli d'Italia, chi fa politica con noi, se dimostra di saper lavorare, se dimostra di essere amato dal popolo, deve avere anche la possibilità di avere la massima agibilità possibile nel movimento. È un segnale di meritocrazia che diamo a Sergio e agli altri che abbiamo nominato sempre sulla base del merito, ma è anche un segnale che diamo a chi è ancora fuori da Fratelli d'Italia e magari guarda a noi con interesse. Qui, per chi si muove per gli interessi dei propri cittadini, c'è sempre spazio per lavorare.